Eder, Mech, Pallister. La cosa più importante è che venga fatta luce su quando è morta Liliana, come è morta Liliana, come e perché è morta Liliana. Questo voglio sapere io. La procura ha impiegato 1 anno e mezzo per preparare un suicidio che doveva essere tale. Spero che venga sfatato. Io credo che lei non sia uscita con l'intento di suicidarsi, assolutamente. Si vede in che condizioni è quel buco, che è un insieme di rovi, e io mi devo suicidare, vado in cerca di pungermi da tutte le parti anche nell'ultimo minuto della mia vita. Deve aver preso o uno schiaffo potente o un pugno che le ha fatto il segno livido sull'occhio destro e sulla parte destra del viso, e può essere morta anche perché in una colluttazione è rimasta talmente visibilmente oppure scossa dall'aver preso un pugno o un ceffone, non aspettandoselo soprattutto, cioè a tradimento, all'improvviso. Certamente io penso che lei sia morta il giorno 14, anche perché come era vestita, gli indumenti, quello che aveva mangiato, le riprese delle telecamere. Qualcuno l'ha portata da qualche parte, non ho idea quella che potrebbe essere. Secondo me un posto freddo, raffigerato, che può essere perfino un frigorifero di casa. Mancano 6 giorni alla data di 2 anni che Liliana non c'è. Io spero che questa autopsia venga fatta in maniera veramente profonda, che ci dia delle risposte, queste che sono state dette, in modo da poter capire se qualcuno, qualche estraneo, qualche persona, qualcosa abbia... Io purtroppo la cosa che veramente mi fa male è il fatto che non mi hanno fatto vedere il corpo. Io ci penso da sempre, cerco di capire se qualcuno può avergli fatto del male e perché, per quale motivo. A nostro avviso sicuramente non è un suicidio, manca innanzitutto un movente, perché io dico sempre che anche il suicidio, al pari di un omicidio, ha bisogno di un movente, magari anche rileggendo a ritroso quella vicenda, quella storia, quel profilo personologico e psicologico, qualche segnale ce lo deve dare. Noi non l'abbiamo assolutamente trovato e rintracciato, nessuno crede all'ipotesi di un suicidio. E non ci crede neanche il marito, Sebastiano, anche se è stato un po' diciamo traballante in questa vicenda, anche per quanto riguarda la causa e le motivazioni che sono dietro alla scomparsa. All'inizio Sebastiano diceva che si trattava di un suicidio, all'amica Laura avrebbe parlato di suicidio, poi con la Silvia Radin, con la cugina, invece avrebbe detto che sarebbe salita in auto con qualcuno. E poi ai microfoni, insomma, di qualche televisione avrebbe addirittura detto che magari era in giro in uno stato di riflessione. Però, insomma, sembra che adesso abbia rettificato, effettivamente crede anche lui che non si tratti di suicidio. E poi non ci sta nella dinamica, secondo noi si tratta di un delitto di prossimità che nasce nella più ristretta cerchia delle relazioni di Liliana. Quindi... Effettivamente, insomma, Sebastiano alcune volte è stato un po' traballante nelle dichiarazioni. Un marito chiaramente ha tutto l'interesse di cercare la moglie. Per noi non abbiamo capito ancora dove sia la fede di Liliana e chi l'abbia trovata, perché dice che la fede l'ha trovata Sergio, poi dopo invece dice che l'hanno trovata gli inquirenti, poi invece dice che l'ha trovata lui, poi invece dice che l'ha trovata Gabriella Micheli, la vicina di casa, che assolutamente smentisce questo fatto. Guarda, so che queste cose qua non riesco a dare una spiegazione esatta, precisa. Io a suo tempo a Gabriele avevo chiesto di guardare nei cassetti qua e là, se poi adesso ti dico sinceramente se hanno trovato la polizia qualcuno. Io comunque ce l'ho questi anelli, le fedi e la catenina della mamma, c'ho tutto là. Ah, quindi c'è la fede di Lilli, sappiamo che c'è. Tutto, ma io l'ho fatta vedere in televisione tantissime volte, anche subito dopo. Scompare una persona cara, la prima cosa che si fa è si collabora sostanzialmente, per cui si cerca effettivamente di dire la verità. Ed è anche vero, e va detto questo, non perché uno voglia per carità mettere all'agonia Sebastiano, però ci sono infinite contraddizioni su elementi di cardine che riguardano quella giornata della scomparsa della donna, della moglie, e sono elementi che chiaramente vanno capiti.
proprio per Perfetto. comprendere. Sicuramente noi non condividiamo quella che è la causa di morte individuata sostanzialmente alla procura, anche perché, lo dicevate anche prima nel servizio che avete fatto, ci sono tanti elementi che non tornano. C'è questo fatto del cordino lasso, della posizione in cui è stato trovato il cadavere, dei 2 sacchi neri all'interno del quale è stato trovato Liliana, che non ci sono neanche impronte della donna su questi sacchi, sono assolutamente integri. I suoi vestiti sono i suoi abiti, l'avete detto, anche il fatto che fosse ancora depilata, cioè ci sono degli elementi che stonano, forti, che non tornano, e a questo si aggiungono anche delle contraddizioni forti di Sebastiano, ma ecco perché noi, semplicemente perché cerchiamo chiarezza. Liliana cercava una nuova casa. Andava lei per conto suo e poi mi diceva sono andato là, però non mi piaceva. Però era andata parecchie volte, forse una decina, forse anche più. Un posto che ricordo molto bene, una casa vicino a casa nostra. Lei me l'ha fatta solo vedere così esternamente e poi lei ha detto, uno di questi giorni mi vedo con l'agenzia. Doveva avere una stanza in più di quelle che avevamo e poi doveva avere un garage, una zona dove poter mettere le nostre moto. Parliamo di parecchio tempo prima, poteva essere 1 anno, forse anche più, che poi lei aveva rinunciato. Ultimamente hai detto che Liliana l'ultima notte si è svegliata e piangeva e tu te ne sei anche accorto. Eravamo a letto, ho sentita che tremava e poi ho acceso la luce, ho detto Liliana cosa c'è? E ho visto che stava piangendo, le ho detto ma cos'è? No, ho fatto un brutto sogno, mi ha detto. Intanto pensavo all'osteoporosi, poi non lo so perché la vedevo strana, gliel'ho detto più di una volta, ho detto ma cosa sta succedendo? Ma no, non preoccuparti, penso che Liliana stesse soffrendo per qualcosa veramente di tremendo. La consulenza informatica che ci dice che Liliana stava cercando un bilocale, quindi non lo dice soltanto Claudio, lo dice proprio la consulenza informatica, quindi non cercava una casa più grande, ma è nelle sue ricerche, non cercava una casa più grande senza dubbio. Però per esempio Sebastiano perché non ci dice perché quella sera in cui va a fare la denuncia di scomparsa blocca il numero di Claudio Sterpin? Lui blocca il numero quando va in questura di Claudio Sterpin e gli risponde, poi non dice mai che lo ha sentito il pomeriggio. Alle 14.54 c'è una telefonata di 11 secondi di Claudio Sterpin sull'utenza di Liliana, a cui c'è una risposta. Quello era un numero che telefonava con insistenza quel pomeriggio. Questi sono dei comportamenti anomali, chiaramente insomma sono dubbi e sospetti, però ci sono anche delle contraddizioni. Per esempio il Visintin ci dice nella denuncia di scomparsa che alle 16 comincia a preoccuparsi, tant'è che chiama il fratello Sergio per chiedere insomma spiegazioni, per capire se avesse sentito o meno la sorella. Invece nella SIT del 28 novembre dice che alle 21:15 ancora non era preoccupato, alle 21:15 di sera, tant'è che stesso il PM e il procuratore capo dicono vabbè però scusi. Bisogna vedere la situazione di quella mattina e poi io ho fatto le mie cose normalmente come è stato detto. Di conseguenza io quando sono ritornato a casa, che ho visto il telefono e queste chiamate, io ho chiamato Sterpin e lui mi ha risposto sono a Basovizza a pranzo con mia figlia. No Sebastiano, questo lo dice anche Claudio. No, ma lui non lo chiama quel giorno però. Quando Sebastiano è a Basovizza lei lo chiama successivamente. Quel giorno è lo Sterpin che chiama e lei risponde, ma non ha mai detto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.